dovessimo osservare le ultime giornate che hanno diviso queste due squadre dall'appuntamento della 12ª giornata che sta per prendere luogo qui alle Ciriaci, ci sarebbe una sola favorita, ma c'è una veterana invece, l'Italia Calcio, che vuole rialzare la testa, c'è una neofita della Lega che sta dando il meglio nelle ultime giornate, è il Peperino Calcio. Questi gli ingredienti della 12ª qui dalle Ciriaci. Pressione del Peperino, la palla è recuperata, occasione al limite, miracolo qui. Damora un po' arrabbiato, il ritmo del Peperino è abbastanza basso, l'Italia Calcio si sta adattando anche a questo tipo di gara. Per ora l'assenza di Giovannetti in mezzo al campo sembra farsi sentire più del dovuto. Ci aspettavamo più spettacolo, squadre che più a viso aperto si affrontassero. Qui Severini trova lo spazio per baciare il palo e mettere dentro il primo tiro serio in porta dell'Italia Calcio. È trasformato dalla scarpa d'oro, 1-0, che nell'ultima gara in casa qui al Ciriaci avevano devastato per 4-0 gli Hammers. Ora hanno un cliente difficile, ma con un pizzico di fortuna e la potenza del sinistro di Gian Donato provano a mettere subito a posto le cose. 1-1. Parte Luca Severini, bordata col destro, è un super gol che bacia ancora una volta il palo, l'altro stavolta De Eugenio non può nulla, sempre Severini, doppietta per lui, 2-1 l'Italia. Luca Severini, rincorsa, destro che scende, ci mette le mani De Eugenio, poi due volte anche sulla respinta, doppia, buona parata. Ma dove qualche bella giocata l'abbiamo vista, soprattutto da quest'uomo qui, Severini, altro colpo subito, altro fallo. Severini, destro rasoterra, sulla linea deviano, poi da fuori Fabiani. 3-1 all'Italia Calcio, ha segnato il numero 27 Valentino Fabiani, colpo durissimo ora da digerire per i ragazzi in maglia rossa. Anticipa dietro tutti Lorenzi. Gimelli, retropassaggio con la testa, il secondo errore, allora Manuel Aurelio spreca e poi è sfortunatissimo a cogliere il palo. Sale al piccolo trotto Valentino Fabiani, autore del gol del 3-1. Severini tagliato fuori dal passaggio in orizzontale, Vertesci, occasione dentro che Manuel Aurelio stavolta trasforma nel 2-3 per il Peperino Calcio. Ci avevano creduto da inizio ripresa quelli di Damora, ora premiati. Melis verso Manuel Aurelio. Aurelio si gira con una grandissima giocata e va vicinissimo al palo. Calcio d'angolo battuto ora sotterra, De Eugenio, che grandissima parata sul tiro col mancino. Il suo tentativo di cross rasoterra, lì davanti, solo De Michele e Severini, corrono invece con il contropiede dell'Italia, occhio Severini in area, una sentenza, da lì non sbaglia praticamente mai, 4-2 all'Italia, tripletta di Severini. Poi ancora tutta la lucidità di Michail De Michele, la porta ancora lui, la dà dentro. E si divora il gol che avrebbe chiuso la gara Petrillo. L'incitamento di Bernardo a tornare in maniera solerte verso le posizioni difensive, perché il Peperino naturalmente non ha smesso di giocare. Manuel Aurelio e Mion! Altro Terraria all'incrocio, stavolta Mion riapre la gara con un super gol, 3-4. Come sta giocando una gran partita sulle fasce l'Italia, attenzione che dentro sono tutti soli, il contropiede arriva fino in fondo. Quando il tiro è però altissimo, occasione d'oro che svanisce, la gara sarebbe stata chiusa. La tiene incollata al piede, non mobilissima oggi Severini, ma come al solito efficace, anche qui con un buon assist, tacco dentro, grande azione dell'Italia che fallisce ancora il 5-3. Ancora fiato per spingere da quell'altro lato, il tiro splendido! Ed è la rete del 4-4, ha tirato da fuori Manuel Aurelio, ancora lui, ancora un super gol però, 4 pari al Ciriaci. Tira in porta, giro! Incredibile gol di Stefano Melis, traiettoria impossibile quasi da riprendere, scende e muore all'incrocio dei pali, incredibile, 5-4. Perché l'idea di Damora di voler spingere fino alla fine, di sostituire un difensore con un attaccante, sembra aver funzionato. Il Peperino era sotto 3-4, vince nel finale 5-4 contro un'Italia bella, cinica nel primo tempo, sciupona, disattenta e sfortunata nel finale.